Buongiorno a tutti, sono Martina Moretton, una dottoranda in alimenti e salute umana nel Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. In questo progetto sono coinvolta nel WP1 e in particolare nel Task 1.7 dal titolo Design of Food for the Elderly. E ora vi presenterò come è possibile sviluppare degli alimenti destinati agli anziani attraverso un approccio integrato tecnologico-nutrizionale. È noto che la popolazione anziana è una fascia di popolazione in crescita in tutto il mondo e si prevede che il numero di anziani aumenterà fino a 2 miliardi nel 2050. Inoltre, il consumo di alimenti e le abitudini alimentari durante la vita e durante la vecchiaia sono considerati fattori chiave per promuovere un invecchiamento attivo e in salute. E a tal proposito, una dieta non bilanciata può essere responsabile di malnutrizione e dell'insorgenza di malattie croniche. Come sappiamo, ogni categoria di consumatore ha a disposizione dei prodotti su misura per le proprie esigenze, come ad esempio i bambini, per i quali in commercio si trovano latte in formula, omogenizzati e biscotti, oppure gli sportivi, i quali hanno a disposizione barrette e isolati proteici. Una vasta gamma di consumatori sono anche gli anziani. Ma come deve essere un alimento destinato a questa categoria di popolazione? È ormai noto che nella popolazione anziana si manifestano alcuni cambiamenti fisiologici e partendo dagli organi di senso, una perdita di vista e udito comporta una ridotta socializzazione al momento del pasto. Similmente anche gusto e olfatto possono essere meno efficienti, infatti un'atrofia dei recettori olfattivi e delle papille gustative comportano una diminuzione del senso dell'olfatto e del gusto. Anche la masticazione può risultare alterata a causa di un stato dentale compromesso, che determina una diminuzione della forza masticatoria. E durante il processo digestivo si riscontra una riduzione delle funzioni gastrointestinali, che influenzano la digestione e l'assorbimento dei nutrienti, e questo può comportare una riduzione della massa magra e un aumento del tessuto adiposo, e di conseguenza una diminuzione del metabolismo basale. Tutti questi cambiamenti fisiologici influenzano lo stato nutrizionale dell'anziano, causando inappetenza, ovvero la perdita di interesse verso gli alimenti con conseguente diminuzione dell'introito alimentare. E questo può causare uno stato di malnutrizione. La malnutrizione è definita come uno squilibrio tra l'apporto di nutrienti e la domanda dell'organismo per garantire il mantenimento e le funzioni specifiche. Nonostante non sia possibile fermare i cambiamenti fisiologici, una strategia è quella di intervenire nel ridurre l'inappetenza e la malnutrizione. La soluzione è quindi un alimento su misura per gli anziani adatto ai cambiamenti fisiologici che si manifestano con l'età, che stimoli l'appetenza e che sia nutrizionalmente equilibrato. Ma com'è possibile creare un alimento con queste caratteristiche? Per sviluppare quindi un alimento su misura per gli anziani è sicuramente necessario un approccio integrato, cercando di creare un match perfetto tra quello che viene definito un approccio nutrizionale e un approccio tecnologico. L'approccio nutrizionale ha lo scopo di valutare le necessità nutrizionali, perché un alimento deve rispondere ai fabbisogni nutrizionali della popolazione anziana, ma questi non sono uguali a quelli dell'adulto, e queste informazioni ci sono fornite dai LARN. I LARN riportano le raccomandazioni nutrizionali elaborate da esperti e coordinate dalla Società Italiana di Nutrizione Umana in termini di livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Alcuni consigli che i LARN sottolineano sono che per la popolazione anziana è consigliato moderare l'introito energetico perché a causa della diminuzione della massa magra e della limitazione dell'attività fisica si osserva una riduzione del metabolismo basale e del fabbisogno energetico. Ma questo non deve essere confuso con la condizione di inappetenza, che può causare una forma di malnutrizione. È inoltre necessario aumentare l'apporto proteico, perché l'anziano digerisce e metabolisma diversamente le proteine rispetto all'adulto. È quindi importante favorire alimenti ricchi di proteine come legumi, carne e pesce. È anche importante favorire un corretto apporto di lipidi, i quali hanno una positiva influenza sul sistema immunitario e cardiovascolare. Non vanno assolutamente dimenticati i micronutrienti, cioè quei nutrienti contenuti in minor quantità negli alimenti come le vitamine e i sali minerali. Quindi è importante ed essenziale il consumo di frutta e verdura, meglio se di stagione. Di estrema importanza è bere acqua. L'anziano ha un minor senso della sete, ma il fabbisogno non varia rispetto a quello degli adulti. Infine, è anche essenziale limitare il consumo di sale. La popolazione anziana, a causa della riduzione del senso del gusto, tende a salare molto i piatti, ma è importante limitare il consumo per non accentuare la ritenzione idrica e per un miglior controllo della pressione sanguigna. A questo proposito è preferibile insaporire i piatti con spezie e erbe aromatiche piuttosto che l'utilizzo di sale. Quindi per creare un alimento ad hoc
È quindi essenziale anche l'approccio tecnologico, che permette lo sviluppo di alimenti con specifici requisiti. È possibile ottenere un alimento su misura per gli anziani attraverso la formulazione, che è intesa come la scelta di ingredienti in termini di tipologia e quantità, e il processo, che ha come obiettivo la preparazione e la trasformazione degli ingredienti in un prodotto finito. Il prodotto ottenuto deve inoltre essere valutato in termini di gradimento attraverso l'analisi sensoriale e deve essere inoltre valutata la digeribilità per capire come l'effetto fisiologico influenzi quest'ultima. La mia ricerca ha tenuto conto di due approcci e come caso studio ora vi presento la formulazione di pane destinato agli anziani. Nello specifico, note le necessità nutrizionali della popolazione anziana, sono stati somministrati dei questionari di rilevamento delle abitudini alimentari, per capire se sono rispettate le necessità nutrizionali, per capire le abitudini alimentari della popolazione e le preferenze sul consumo di pane. Da questa parte di approccio è emerso che l'apporto proteico risulta insufficiente ed è quindi stato deciso di sviluppare un prodotto da forno di larga diffusione come il pane, arricchito in proteine. Attraverso la messa a punto della formulazione del processo, questo prodotto è stato arricchito con proteine di legumi facilmente digeribili e questo nuovo pane verrà caratterizzato dal punto di vista delle proprietà nutrizionali, della digeribilità proteica e delle caratteristiche sensoriali. E a questo proposito i giudici saranno proprio degli anziani. Sperando che questo approccio integrato ci permetta di sviluppare dei prodotti su misura degli anziani per favorire un invecchiamento attivo in salute, ringrazio il gruppo di ricerca di cui faccio parte e tutti voi per l'attenzione.